Taglio di Po si è svolta la commemorazione del 4 novembre in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale e della festa delle Forze Armate. L'evento, presieduto dal sindaco Laila Manangoni e del comandante della stazione dei Carabinieri Giuseppe Attisani. La cerimonia ha visto la partecipazione della banda cittadina Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Mario Malafante, assieme ai membri della Protezione Civile e rappresentanti delle associazioni locali come i Bersaglieri, Aido e Avis. Hanno inoltre partecipato i parroci Damiano Vianello e Don Stefano. Un elemento distintivo della commemorazione è stata la presenza degli studenti della scuola secondaria di Taglio di Po, che ha reso l'evento ancora più significativo. Il sindaco Marangoni ha espresso gratitudine al dirigente scolastico Massimiliano Beltrame per aver facilitato la partecipazione dei giovani, sottolineando l'importanza di educarli sulla storia e sui sacrifici che hanno forgiato la nazione. Cosa può dirci questa data che ricorda un evento accaduto ben 106 anni fa? In fondo per noi è solo un ricordo legato alle nostre famiglie, ai nostri nonni, molti dei quali furono protagonisti o anche vittime di quei giorni drammatici, quelli di una generazione di italiani che non esitò a scegliere la libertà, anche a rischio della propria sicurezza, anche a rischio della propria vita. Noi tutti abbiamo un debito inestinguibile verso quei tanti giovani che sacrificarono la vita negli anni più belli per riscattare l'onore della patria, per fedeltà a un giuramento, ma soprattutto per quel grande, splendido, indispensabile valore che è la libertà. La famiglia, la scuola, le istituzioni, la società di oggi hanno un compito fondamentale, quello di raccontare prima e di mantenere vivo il ricordo poi degli eventi che hanno contribuito alla nascita del nostro Paese attraverso il sacrificio di molte vite umane.